Bentrovati. Premetto che non sono assolutamente un fan del governo Letta, ma quando sento dei manifestanti durante le proteste di questi giorni scagliarsi contro il suo governo come fosse la causa di tutti i mali dell'Italia, mi rendo conto che questo Paese è senza memoria. Addossare tutte le magagne che stanno affossando il Paese ad un governo che si è insediato da soli 8 mesi mi pare davvero ridicolo. Vorrei ricordare un vecchio adagio: i debiti non si pagano mai il giorno che si fanno, e la drammatica situazione in cui ci troviamo viene da lontano. Sono almeno dei primi anni 80 che la casta padrona si sta letteralmente mangiando il Paese. Ebbe inizio con gli anni di Craxi e per chi ha i capelli bianchi come il sottoscritto sono quelli ricordati come i favolosi anni 80, quelli della Milano da bere. Gli anni in cui il debito pubblico è cresciuto vertiginosamente, gli anni in cui la corruzione è cresciuta a livelli spaventosi. Poi nel 92 arrivò il ciclone Mani Pulite che distrusse quel sistema di potere inetto e corrotto, processando e facendo condannare un'intera classe dirigente di tutte le colorature politiche. Dopo Mani Pulite cominciò a brillare di luce propria un personaggio, Silvio Berlusconi, che fino ad allora era stato un protetto di Craxi, ma che si era trovato improvvisamente orfano. Infatti Bottino Craxi, il suo mentore e complice, venne condannato definitivamente a 10 anni di carcere, ma prima di essere associato alle patrie galere, Bottino scappò e morì latitante ad Hammamet in Tunisia. Fu allora che il satrapo di Arcore decise di mettersi in proprio. Doveva entrare in politica perché il suo impero imprenditoriale stava scricchiolando. Aveva migliaia di miliardi di lire di debiti con le banche e da sempre usava metodi borderline ai limiti della legge, tant'è che per spiegare la discesa in campo di Berlusconi, il suo sodale più vicino, fedele Confalonieri, disse, vado a memoria: Berlusconi si è messo in politica per non fallire e per non andare in galera. Fu così che il Caimano, grazie ai suoi media e dalla complicità della Lega, nel 94 venne eletto per la prima volta Presidente del Consiglio, promettendo che avrebbe fatto gli italiani più ricchi. Ora sappiamo tutti, almeno lo spero, che le sue promesse erano false, come la moneta di buia, si direbbe nella Furlanie. Ricordo ancora agli smemorati che la crisi finanziaria mondiale è esplosa nel 2008 con il Caimano e la Lega al governo, con Berlusconi che sosteneva che non c'era la crisi nel Paese. Lo affermò anche nel novembre del 2011, solo 2 anni fa, quando dichiarò urbi e torbi che la crisi in Italia non c'era, che i ristoranti erano sempre pieni, così come gli aerei e i luoghi di vacanza. Negli anni del berlusconismo trionfante, mentre i governi degli altri paesi prendevano le contromisure alla crisi mondiale, il governo del nostro paese era impegnato H24 a salvare dalla galera i capitali e i capitali di padron Silvio, e nel frattempo il paese è andato in malora. Siamo arrivati così a Monti, che su input del presidente Napolitano inaugura le larghe intese, ovvero una maggioranza composta dal PD, PDL e UDC, che ha impoverito ulteriormente i ceti medi e i cittadini meno abbienti, tutelando viceversa la casta padrona. Buon ultimo è arrivato Letta, sempre con le cosiddette larghe intese, ovvero PD, PDL e questa volta Scelta Civica, il quale ha speso tutte le sue energie per togliere l'IMU alla prima casa, a tutte, anche quelle signorili, come gli aveva ordinato Berlusconi. E siamo ai giorni nostri, dove il Caimano, come era ampiamente previsto, ha lasciato la maggioranza quando il Senato ha votato la sua decadenza da senatore, dopo che la Cassazione lo aveva definitivamente condannato a 4 anni di carcere, sottolineando che lui, il Berlusconi, è un soggetto che ha una naturale capacità a delinquere. Ora il Caimano e la Lega avrebbero lo sporco coraggio di cavalcare la rabbia della stessa gente che hanno impoverito con i loro governi. Sarebbe ridicolo e penoso che i manifestanti, quelli genuini naturalmente, si facessero fagocitare da un pregiudicato e da una Lega che, cambiando segretario, vorrebbe far dimenticare i deprimenti risultati dei governi cui faceva parte. E poi abbiate pazienza, è davvero scandaloso, un insulto alla logica, al buonsenso e alla intelligenza sentir dire da Forza Italia: tocca al nostro partito difendere questa gente, che è la nostra gente, e dobbiamo offrir loro una casa politica e strumenti di sana protesta e proposta. A me pare un delirio.
Giovedì prossimo è Santo Stefano, per cui l'isola non ci sarà e ritornerà giovedì 2 gennaio. Anche se vi porto sempre cattive, quasi sempre cattive notizie, a tutte voi che avete l'amabilità di seguirmi, auguro un sereno Natale e un 2014 importante. Quindi arrivederci al prossimo anno.